Invece è bella la Porsche Macan, stessa roba. Cos'è sta cosa? Cos'è sta cosa? È un bel SUV piccolo. Cos'è questa cosa? Aspetta che vediamo. Proviamo. Passiamo, no? Sei stato tu. Chi c'è su questo? Per la raccolta e la sepoltura dei caduti nel 1920 venne istituito un ufficio centrale per la cura delle onoranze e alle salme dei morti. La prima sede fu a Udine, poi nel 1927 fu spostata a Padova. Dell'intera vicenda si occupò il generale Francovi. Sul fronte del caso del risorgio indicò le località di Redipuglia, Oslavia e Caporetto per il recupero delle salme. Fu eretto un sacrario al Lido di Venezia e le tombe vennero allineate anche all'interno di chiese monumentali. Trovarono, come a Vicenza o a Udine, trovarono così pace oltre 600.000 resti di caduti italiani, tra cui molti giovani del 1899 che però non furono gli ultimi ad essere chiamati al fronte. Infatti furono molti i ragazzi del XX secolo ad essere arruolati nell'esercito italiano. Era dirigente di Maria di Agostino, era un sottotenente nel complemento secondo reggimento di fanteria, è nato a Civitella del Friuli, è morto il 21 aprile del 18 per ferite riportate in battaglia. È trascinato nel plotone ed esecuzione alla conquista di trincee nemiche, facendo spesso prigionieri e rubando armi. Sono morto ad un tentativo di giramento nemico. Sono Pizzaro Adolfo di Luigi Vito, soldato del 267° Reggimento di Fanteria. Sono nato a Premariacco, in provincia di Udine, il 25 luglio 1899 e sono morto il 17 giugno 1918 per ferite riportate in combattimento sul Piave. Ero coraggioso ed impulsivo, infatti ho affrontato i nemici con molta foga e sono morto per il re Vittorio Emanuele III e per la patria. Io sono misso Giuseppe Di Giovanni, sottotenente del 18° reparto d'assalto, nato a Udine il 16 novembre 1899 e morto il 25 giugno 1918 sul Monte Solarolo per ferite riportate in combattimento. Ero ardito, sono stato
a capo di una missione suicida nella quale sono morto per via di una raffica di mitragliatrici. Mi chiamo Corva Romana Di Antonio, sono un caporalmaggiore del 271esimo reggimento di fanteria, sono nato a Castions di Strada, sono morto il 29 ottobre 1918 su Piave per ferite riportate in combattimento. Ho avuto una morte molto atroce, dato che sono stato bersaglio di artiglieria e mitragliatrici. Sono Springolo Guido Di Giacomo, un caporale maggiore del 13° reparto d'assalto. Sono nato a Casiano il 3 maggio 1899 e sono morto il 7 giugno 1918 sul Monte Valbella per ferite riportate in combattimento. Combattevo molto audacemente finché non sono stato ucciso in un assalto. Mi chiamo Provedani Arturo Di Luigi, sono un soldato del 6° reparto d'assalto, sono nato a Udine il 17 settembre 1899 e sono morto il 15 giugno 1918 sul monte Coston d'Arsiero per ferite riportate in combattimento. Sono un addetto alla contabilità, ho combattuto volontariamente in trincea dove sono morto. Adesso canteremo un canto militare, così come i ragazzi del 99. La rotta che parte da Torino a Milano non si ferma più, ma va diretta al Piave, cimitero della gioventù. Siamo partiti in 27, solo in 5 siamo tornati qua, e quegli altri 22 sono morti tutti a San Donato. Cara suora, son ferito, a domani ci arrivo più. Se non torno alla mia mamma, questo fiore ce lo porti tu. La classe del 99. Probabilmente il testo che leggeremo è stato un giornale di guerra. Narra degli episodi di vita dei ragazzi del 99. Lo scritto è il seguente. Soffia il vento e l'aria è pesante. Non è affatto un buon segno. Si sentono solo gli scoppi delle armi e si vedono solamente gli incendi. Il nemico ha invaso le terre friulane e dai nascondigli ha inviato molti soldati. È un momento critico, ma dal Monte Grappa fino al fiume Piave, in pianure di montagna, il nuovo fronte è pieno di giovani soldati, come quando la primavera fa sbocciare i suoi fiori lungo le rive dei torrenti, lasciando un fresco profumo. Sono i ragazzi che lasciano le scuole e i divertimenti per entrare in guerra. Contro la frontiera giovanile arriva il fratello tedesco Guglielmo, che è incrociato, insieme al suo vanitoso figlio. Arriva anche l'imperatore austriaco Carlo, con i suoi generali, Hindenburg dai lunghi baffi. Poi arriva il capo di Stato Maggiore austro-ungarico Conrad, con gli stivali fredati. Poi vengono molti marescialli e generali, definiti con disprezzo mangiatori di grasso e sacchi di patate. Esistono turchi, curdi, ungheresi, bavaresi, tirolesi, con fucili, cannoni e ancora più cannoni, facendo un rumore terribile, sparando bombe ai ragazzi, correndo come dei matti, ma vengono fermati dai ragazzi. I ragazzi del 99 sono così giovani che non hanno nemmeno i baffi, però sono già soldati, non vengono sconfitti neanche da tutto l'esercito tedesco, che provando a sfondare la frontiera resta di stucco e viene sgominato dai ragazzi. Oh, nostri giovani che adesso vincete, avremo rispetto per voi quando tornerete a casa, gusterete la gloria che vi siete meritati. Le vostre mamme vi accarezzeranno, le ragazze vi adoreranno e i vostri padri dovranno imparare da voi. Coloro che fecero la sentinella di notte sono più saggi. Per capire la vita bisogna andare in trincea ed essere feriti. Che orgoglio dire tutti sono stati in guerra a così o le non salite insomma. Benedetti voi giovani pieni d'orgoglio. Adesso vi racconteremo informazioni sui ragazzi del 99. Le informazioni sono tratte dal libro di Sergio Taxer, che si intitola I ragazzi del 99. I ragazzi del 99, nati appunto nel 1899, a 18 anni erano considerati abili al fuoco. Essi vennero addestrati a Santa Maria Capovetere, in provincia di Caserta,
che ospitava già un campo di concentramento. Il primo insegnamento che i giovani dovevano imparare dalla lettura del libretto personale del Regio Esercito era il bisogno di usare la forza per difendere il paese e le sue leggi e la monarchia. Tutti i cittadini dovevano far parte dell'esercito nazionale. I militari che entravano nelle file del Regio Esercito dovevano giurare di essere fedeli a re e rispettare le leggi. I ragazzi che sapevano leggere e scrivere aiutavano gli analfabeti a capire i doveri generali dei militari. Il soldato doveva adattarsi, aspettare con gioia e svolgere con precisione il servizio. Munito di armi doveva sentirsi sentimentalmente ispirato per la difesa del re e della patria. Egli doveva essere ad esempio, mostrandosi educato, benevolo e gentile verso i cittadini e aiutare chiunque fosse in pericolo. Inoltre il militare doveva scrivere la famiglia senza generare preoccupazione. I ragazzi non sapevano ciò che stava per accadere dopo Caporetto. Quando un soldato dal nome Alfio Borzì venne visto da un sottotenente mentre lasciava ad asciugare la camisa al sole dopo tanta pioggia, venne punito con la legatura al palo. Essa consisteva nel legare i polsi ad un palo davanti al nemico perché gli sparassero. In questo modo anche le articolazioni delle spalle si danneggiavano, causando molto dolore. I ragazzi del 99 portarono in campo uno spirito più vivace che il mese precedente il loro arruolamento era sconosciuto. Il nuovo generale fu Diaz, nominato dopo la disfatta di Caporetto, che sostituì Severo Cadorna. Le città di Milano, Genova e Torino erano le maggiori produttrici di complessi militari industriali. Le condizioni di vita del soldato furono migliorate grazie all'aumento delle calorie e dei pasti, al rinnovo del vestiario e più fu aggiunto una polizza assicurativa sulla loro vita. Alcuni battaglioni che avevano superato il Piave furono annientati. Il 16 e 17 novembre 1917 gli italiani vinsero la prima battaglia del Piave, quella al Molino della Sega, che si trova nel Trevigiano. Nei giorni a venire, intorno al 21 giugno 1918, i giovani soldati vinsero la battaglia del Solstizio, nome dato da Gabriele D'Annunzio, detta anche seconda battaglia del Piave. Ci furono inoltre vari attacchi e contrattacchi in montagna. Infine, al 1 di novembre del 1918, ci fu la battaglia definitiva, quella di Vittorio Veneto. Inizia tra il tenente e il soldato. Guglielmo e Luigi si trovano a Vittorio Veneto durante la prima guerra mondiale, in trincea. Il tenente Guglielmi, in seguito ad una spedizione con la sua divisione di minatori della Terza Armata, rientra nella propria tenda, sfinito. Appena varcata la soglia, scorge Luigi. Costui sta lì intento ad aspettarlo per riferirgli il seguito di un'azione di sabotaggio contro gli austriaci. Signor sì. Riposo, ma piuttosto raccontatemi il resoconto della vostra spedizione. Le nostre truppe sono postate lungo la linea della trincea, pronte per l'assalto alla città ad un suo ordine, naturalmente. Molto bene. Inoltre abbiamo disseminato mine nella parte medievale e abbiamo occupato quella romana. Crediamo che lo scontro avrà proprio a metà. Perfetto, mi fa molto piacere. Ma adesso che dobbiamo aspettare che le truppe arrivino, parli un po' della tua vita privata e sediamoci per sorseggiare qualcosa. Io sono nato a Roma il 16 giugno e i miei genitori purtroppo sono morti nella mia infanzia. I miei 5 fratelli e sorelle mi hanno escluso dalla spartizione dell'eredità. Ho ricevuto solo un quadro raffigurante i miei genitori e l'anello con le edizioni di famiglia. Luigi mostra l'anello. Intanto Guglielmo ascolta, poi lo interrompe per il caffè. Come stavo dicendo, davvero? Parlavi dell'anello e del quadro raffigurante i tuoi genitori. Mi manca ancora molto. Allora mi sono arruolato volontariamente perché ero triste, solo, incompreso e bla bla bla, smancerie di questo tipo. E ora invece mi ritrovo a parlare seduto a questo tavolo, sorseggiando un caffè. Adesso penso che dopo la guerra, se mi rifare il meccanico o l'autista. Ma secondo te mi piacciono i fiori? Non lo so. Ah, giusto, sai, forse perché ti piacciono le auto e i bulloni. E così, ma adesso parlami di te. Ma io sono nato a Napoli il 15 Ah, bello! Fritta e morto, pizza margherita, bello no? Ah, molto simpatico. Poi dicevo, sono nato a Napoli il 15 ottobre e lì frequentavo il 4º anno del liceo classico.
quando mi hanno mandato la lettera del regolamento. E quindi, raccolti i miei averi, mi sono recato qui insieme a mio cugino e al mio migliore amico della mia stessa età. E perché tu quanti anni hai? Ma secondo te io sono del 1889 e allora perché facciamo questo progetto? Giusto, scusa di premi. Dov'era? Dicevi che lì è arrivato e che dicevi che lì è arrivato qui. Ok. E allora sono arrivato e il mio sogno è quello di diventare ingegnere, come il mio padre. Mentre te, ma non è che ci penso, non è detto che ti sei portato degli averi con te. Certo. Fammi rivedere. Allora, ho preso questo, che è un giochino che mi hanno dato quando ero piccolo. Bello. Si può girare proprio. E poi questo qui, che ho fatto vedere adesso, parla dei ragazzi del 99. Tra un bombardamento e l'altro non l'ho letto. Luigi ci gioca e prende il libro e lo sfoglia. Bello! Non so qua. Arriva un terzo, è un soldato di fretta, che dice: Signore, hanno sfondato la città, adesso le truppe avanzano vittoriose. Venite, arriviamo! Lasciano tutto e vanno. Alla fine Luigi e Guglielmo realizzeranno i loro sogni. Si sposeranno, così da poter far ricordare le loro storie alla loro progenie. La terza production.